Venezia sotto assedio dei ladri nella notte, i colpi messi a segno da 2 persone, ragazzi intorno ai 20 anni d'età, a riprenderli le telecamere di videosorveglianza, la polizia locale sulle loro tracce. Eravamo ostaggio dei borseggiatori, così nell'interrogatorio di garanzia i 2 tabaccai arrestati in campo San Salvador, la FIT Venezia, i pagamenti bloccati dal terminale se con carte rubate e denunciate. È sceso dopo 7 ore e mezza su una gru a Padova il 67enne autore del femminicidio della moglie annuale nel 2012. A convincerlo un negoziatore della polizia si è finto giornalista. A pochi giorni dall'elezione di Papa Leone XIV, il patriarca di Venezia fa un'analisi approfondita sulla figura del nuovo pontefice, dalla sua empatia al messaggio alla stampa. Treviso Mestre, la prefettura di Treviso, dopo i disordini dell'ottobre 2023, vista la rivalità fra le 2 tifoserie, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti in provincia di Venezia. Basket femminile, grande delusione per le ragazze di coach Mazzon che hanno perso contro le Vicentine di Schio 73-61. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Avete sentito nei titoli raffica di furti nella notte a Venezia. La città è stata sotto assedio dei ladri nella notte appena trascorsa. I colpi sono stati messi a segno da un paio di giovani, presumibilmente attorno ai 20 anni d'età. Ecco in questi fotogrammi 2 ladri, autori della raffica di furti e raid nei negozi e ristoranti di Venezia. I criminali, questi 2 ragazzini, avranno intorno ai 20 anni o poco più. Entrambi agiscono a viso scoperto, con uno dei 2 che durante uno dei colpi decide di indossare un cappuccio lasciando scoperti soltanto gli occhi. La polizia locale sarebbe già sulle loro tracce e di tracce i 2 malviventi ne hanno lasciate parecchie, nonostante i guanti usati per non lasciare segni di impronte digitali. A riprenderli le varie telecamere delle attività depredate dall'1 di notte fino allo spiraglio dell'alba, verso le 6 del mattino. La scorribanda da Rialto, dai ristoranti del posto fino ai depositi, dove sono stati saccheggiati di bottiglie importanti di vino e liquori. L'assedio qui al ristorante Florida, o meglio ai magazzini che si trovano dietro al locale di Riva del Vin, è il terzo colpo in un anno. Gli altri assalti, tra danni ingenti e bottini anche scarsi, con 100 euro lasciati nel fondo cassa, tra San Barnaba, San Silvestro, Rio Marin. Il modus operandi quasi sempre lo stesso: dove non si diventa la vetrata e la porta o portone d'ingresso, si è scardinata la piccola finestra sopraluce a ribalta, da cui uno dei 2 banditi, il più magro, quello incappucciato, entrava a mani vuote per uscirne a mani piene. Qui in campo Sant'Aponal uno degli ultimi raid con i ladri che hanno colpito dentro la calletta al wine bar. Banditi che hanno agito in un'area di Venezia molto delimitata, sebbene tra calli e campi, dove nonostante i forti boati e il frastuono degli assalti, nessuno pare aver sentito alcun rumore molesto. Perché agiscono indisturbati, allora sicuramente occorrerebbe ancor più forza pubblica, eccetera. Ma il tema di fondo è anche che sono aree che sono state svuotate dalle affittanze turistiche. Eravamo ostaggio dei borseggiatori, così 2 tabaccai di Campo San Salvador nell'interrogatorio di garanzia, e su questa vicenda, sul loro arresto, ha preso posizione anche la Federazione Tabaccai di Venezia. Eravamo sotto ostaggio e sotto minaccia dei borseggiatori, così nell'interrogatorio di garanzia dei 2 tabaccai arrestati a Venezia con l'accusa di riciclaggio, con le contestazioni di aver aiutato i borseggiatori ad utilizzare, a riciclare le carte di credito rubate presso la tabaccheria da loro gestita, la Bottega della Pipa, a San Salvador a Rialto. La FIT Venezia ne prende le distanze: non si può screditare un'intera categoria per lo sbaglio di pochi, la magistratura faccia il suo corso. Vero è che presso le rivendite i pagamenti vengono immediatamente bloccati dal terminale se effettuati con carte rubate e denunciate in precedenza. Così Massimiliano Fassini. Quando viene fatta la denuncia all'autorità giudiziaria, i provider dei servizi che noi utilizziamo, nel momento in cui passiamo al pagamento con moneta elettronica, bloccano il pagamento dal terminale, cioè ci esce una scritta proprio sul terminale del POS con scritto trattenere la carta. In quel caso lì il pagamento non va a buon fine, la carta è bloccata comunque, per cui il pagamento non va a buon fine. È l'unico modo per cui
in cui si riesca a capire che la carta è una carta rubata. In un senso la mela marcia può sempre esserci. Ci riserviamo, non avendo ovviamente gli esiti di richiesta, di capire un attimino quelle che sono le responsabilità e i tabaccai ne risponderanno comunque di fronte alla magistratura. È sceso dopo 7 ore e mezza su una gru a Padova il 67enne di origine albanese, autore del femminicidio della moglie Anoale nel 2012, a convincere un negoziatore della polizia. Sono le 20:30 quando Pashko Gelai scende dalla gru. Dietro di lui 2 negoziatori che per oltre 2 ore sono rimasti ad alta quota per convincerlo a desistere dai suoi intenti suicidi. Quando scende il 67enne stringe la mano al questore di Padova, Marco Dorisio, chiede dell'acqua e poi abbraccia quei 2 poliziotti che lo hanno ascoltato. Per oltre 7 ore il 67enne albanese è rimasto sospeso nel vuoto. Era salito intorno alle 13:30, il cancello del cantiere aperto perché in quel momento stavano entrando dei camion per scaricare del materiale. Nonostante le sue difficoltà fisiche, l'uomo è salito, poi con il cellulare ha chiamato il 113. Sono sopra ad una gru a Padova, vicino ad una chiesa, ma non è Sant'Antonio, mi voglio buttare. I poliziotti capiscono subito che si tratta del cantiere dietro la Basilica di Santa Giustina, tra via Cavazzana e via San Micheli, e si precipitano sul posto. Arrivano anche i vigili del fuoco, le UOPI, le unità operative di pronto intervento e i negoziatori che iniziano i contatti telefonici con l'uomo. Difficile posizionare i materassi di salvataggio, l'area del cantiere è estesa. Nel pomeriggio arrivano anche altri materassi portati dal reparto mobile. Nel frattempo l'uomo cammina pericolosamente sulla gru, urla e racconta la sua storia. Nel 2012 Gelai ha ucciso la moglie Ana in strada, Noale, prima a coltellate, poi finita a sassate. È uscito dal carcere a metà del 2024 e ora sta scontando una misura di semilibertà in una struttura protetta. Il suo permesso di soggiorno è in scadenza. Vuole parlare con la stampa ed è qui che i negoziatori trovano la strada decisiva per svoltare la situazione in stallo da ore. Uno di loro si finge giornalista, chiede il nostro microfono per guadagnare la fiducia del 67enne e alle 18:30 iniziano a salire sulla gru. Una lunga conversazione, un'intervista simulata, poi il contatto telefonico diretto con il questore che garantisce all'uomo il permesso di soggiorno e finalmente la discesa. Nella videochiamata gli ho spiegato, mi sono presentato dicendo sono il questore, sono la massima autorità, siamo qui per aiutarti, gli ho fatto vedere il permesso di soggiorno, ecco, e siamo riusciti, dopo l'empatia fatta dai colleghi, siamo riusciti a entrare in empatia, abbiamo parlato, gli ho dato delle garanzie, gli ho detto guarda sono il questore, se vuoi scendi, ti do il permesso di soggiorno, ci sono solo io. Andiamo nel mio ufficio così mi racconti tutte le tue vicende, andiamo con la macchina, e quindi lui ha cominciato a fidarsi e poi ha detto, i colleghi erano soci, io scendo sì, non per il permesso di soggiorno, scendo perché c'è una persona, il questore, che mi ha parlato e mi ha dato la sua parola. Quando scende dalla gru, Gelai viene portato in ospedale, poi di nuovo nella struttura dove vive. L'area intorno a Santa Giustina, per ora presidiata anche dai tiratori scelti nel caso l'uomo fosse armato, viene finalmente sgomberata. Dunque è stato un ruolo fondamentale quello svolto dai negoziatori della Polizia di Stato in questa vicenda. Ascoltiamoli. 4 ore al telefono prima di riuscire a salire sulla gru con un collega fintosi giornalista. È stato Cristian Bellotto, ispettore negoziatore della polizia, a iniziare il dialogo con il 67enne, di cui ha subito tracciato un profilo. Era stata una sua richiesta che aveva fatto personalmente a me per telefono e quindi c'era già un accordo. Abbiamo visto subito che era un uomo abbastanza d'onore, quindi ci teneva alla parola data e credeva anche alle mie parole, che sono stata la persona che per primo ha cominciato ad avere un contatto con lui. L'unica cosa che richiedeva, quindi io alla fine, lui sapeva che io ero un poliziotto proprio perché è stato il primo contatto, l'unica cosa che richiedeva era che io rimanessi un pochino più a distanza e che prima parlasse con il giornalista, che in questo caso si è presentato come giornalista, insomma, il collega negoziatore. E quindi sì, si è fidato da subito, dopo il primo contatto sul posto, diciamo sulla sommità della gru ce l'ha avuta lui. La prima svolta, la decisione di fingersi giornalisti e di utilizzare il nostro microfono. Michele Licciardi, vice ispettore negoziatore, ha indossato queste vesti.
Vai di empatia, vai di ascolto, vai di cercare di portarlo a una soluzione dove non è tutto nero, dove c'è una strada, una via d'uscita. E tutto sommato le 2 orette, che sono state abbastanza faticose, devo dire, perché era una posizione un po' scomoda a 30 metri, e siamo riusciti abbastanza a entrare in empatia con lui si fidava abbastanza ma non troppo, perché come diceva il signor Questore, appunto stava sempre a una distanza tale che non ci permetteva di fare nulla che a lui non andasse bene, diciamo. E diciamo che ho fatto un'intervista, ho fatto proprio un'intervista col microfono, una serie di domande, esponendo un po' quello che era la sua situazione. Abbiamo simulato questa cosa e sembrava che ci avesse un po' creduto. Sul posto anche Leonardo Secco, negoziatore della Polizia di Stato. Mentre le ore passavano, la svolta decisiva è arrivata con la telefonata del Questore. Noi l'abbiamo ascoltato per 5-6 ore praticamente, e in più c'è stata la garanzia da parte del signor Questore, che era l'autorità in quel momento, e allora lì ha detto forse veramente è arrivato il messaggio che io volevo far arrivare, e allora un insieme di cose che ha portato al risultato finale, che per fortuna è stato positivo. A pochi giorni dall'elezione di Papa Leone XIV, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, traccia un'analisi approfondita sulla figura del nuovo pontefice e della sua empatia al messaggio alla stampa. Mi sono commosso di nuovo vedendo la commozione di Leone XIV. Ha saputo guardare la folla commuovendosi, e poi ha visto quella bambina, forse sulle spalle di qualcuno, che a sua volta, vedendo il Papa, si metteva a piangere. Riscoprire questa empatia, riscoprire questa capacità di commuoversi, anche di non provare vergogna, dei propri sentimenti. Direi il miglior biglietto da visita che poteva mostrare. In un contesto in cui la tecnologia fa da padrona, Papa Leone XIV ha dimostrato un animo sensibile, ciò di cui la comunità ora ha più bisogno, come ha sottolineato il patriarca di Venezia nel corso della trasmissione Ring, analizzando poi la sua figura col suo trascorso. Un ordine che incarna la figura di un uomo che è Agostino, il quale ha interpretato nel modo migliore un'epoca che era un cambio d'epoca come la nostra. Ma non dimentichiamo che nel discorso che ha fatto ai cardinali è stato molto chiaro, perché ha detto io conto sull'aiuto del Signore, primo. Conto sull'aiuto del Signore e nello stesso tempo sulla preghiera della Chiesa. Allora io qui vedo proprio il suo animus, la sua formazione agostiniana. Lì c'è Agostino, lì ci sono le confessioni. Infine un'analisi importante, quella sul rapporto con la stampa, l'importanza della parola anche per avere la pace, come disse Papa Francesco. Ha riconosciuto il valore dell'informazione, ha esortato a un'informazione libera e vera. Il non poter comunicare liberamente è una forma di violenza, la violenza è l'inizio poi della grande violenza che è la guerra. Ed ora parliamo di edilizia pubblica, perché il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato una mozione per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato una mozione, peraltro sottoscritta da tutti i consiglieri comunali, fondamentalmente per chiedere il completamento della riqualificazione energetica degli alloggi pubblici del Comune di Venezia. Dalle case di quartiere Pertini a Mestre, a Marghera, Gazzera e il Lido di Venezia. Ma l'approvazione di questa mozione non è tutto, perché i consiglieri vorrebbero cogliere un'occasione fornita proprio dall'ultima finanziaria. Stiamo parlando di 1 miliardo e 400 milioni messi a disposizione da parte dei fondi con fondi europei proprio per la riqualificazione energetica delle case pubbliche. Ma c'è un problema. Dalla prima bozza del decreto attuativo
sembra che per poter accedere a questi fondi il condominio, oltre a essere interamente pubblico, deve avere anche il riscaldamento centralizzato, oppure deve, a fronte di questi lavori, portare al riscaldamento centralizzato. Questo rischia di penalizzare molto il Comune di Venezia e i suoi edifici, per cui insieme, come tutto il Comune di Venezia in modo trasversale, abbiamo chiesto una modifica di questa normativa, almeno per potervi accedere a questo bando. Allora parliamo di benessere, di tumore di sanità, anzi di tumore al seno, con i numeri e l'importanza della prevenzione come salvavita. Tumore alla mammella. Ad ammalarsi in Veneto una donna su 7 rispetto alla media nazionale di 1 a 9. Nella nostra regione nel 2022 diagnosticati poco più di 5.150 casi. La prevenzione come salvavita. Nel nostro territorio spicca il dato dell'89% di casi di sopravvivenza grazie alla diagnosi precoce. Tra i fattori di rischio quelli genetici nel 5-6% dei casi, come dal report di Data Veneto 2022-2024. Per farvi un esempio, un registro tumori ha messo in evidenza come in Sicilia, dove si ha poco accesso alla mammografia, a parità di cura e di qualità delle cure hanno il doppio della mortalità. Cosa vuol dire? Che non fare prevenzione ha fatto sì che oggi in Sicilia muoiono il doppio delle donne rispetto al Veneto per cancro alla mammella. Sempre dal report di Data Veneto, nella nostra regione nel 2024 al 51% delle donne viene diagnosticato il tumore al seno, significa 2.464.901 persone della popolazione femminile, di cui 1.936.000 di età superiore ai 25 anni. Fondamentale dunque una diagnosi precoce, possibile grazie anche ai team di specialisti in grado di migliorare tale sopravvivenza del 18% rispetto ai vecchi metodi di lavoro. Breast Team presente anche in Laguna, presso un centro privato medico e convenzionato col pubblico di Mestre. Stiamo parlando di un gruppo di specialisti altamente qualificati nel trattamento diagnostico-terapeutico del tumore alla mammella. E la stessa regione a spiegare di come la sanità, per abbattere le liste d'attesa, viaggi lungo il duplice asse pubblico-privato. Così Fabrizio Boron, consigliere regionale, nonché componente della Commissione Sanità del Veneto. Sappiamo qual è il problema delle liste d'attesa, un problema che si è cresciuto dopo il Covid e che le linee guida nazionali hanno dato spinta a questa integrazione, anche a questo rafforzamento fra pubblico e privato per abbatterle. La Prefettura di Treviso, in base all'esito del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 6 maggio, riguardante i disordini avvenuti in occasione della partita Treviso-Mestre dell'ottobre 2023, vista la rivalità tra le tifoserie trevigiana e mestrina, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti nella provincia di Venezia per la partita Treviso-Mestre in programma domenica allo Stadio Tenni, gara di semifinale playoff di Serie D. Basket femminile, grande delusione per le ragazze di coach Mazzon che hanno perso contro le vicentine di Schio. Con una difesa sfiancante e maggior precisione sotto canestro, il Famila Schio ha battuto l'Umana Reyer in gara 5 della finale scudetto di basket femminile, diventando campione d'Italia per la 13ª volta con il risultato finale di 73-61. Tutte le ragazze che hanno giocato oggi davvero meritano un applauso, perché come ho detto l'anno scorso che abbiamo vinto, lo dico nuovamente quest'anno, cioè tutte quelle che hanno giocato hanno dato il massimo. È ovvio che adesso, appena finita la partita, stai pensando un po' agli errori che hai fatto, alle cose, quindi è un po' difficile non metabolizzarla, però indubbiamente ha vinto la squadra che ha meritato ed è giusto che abbia vinto Schio. Il campionato si era chiuso con Schio al primo posto e Venezia seconda. La finale è iniziata con 2 gare a Schio vinte entrambe dalle vicentine e la Reyer che è stata capace con le 2 gare seguenti in casa di pareggiare. Indubbiamente è una grandissima stagione che ci ha portato a giocare 3 finali, 3 trofei, vincerne 1, quindi è stata certamente una grande stagione. È ovvio anche che lo sforzo per ritornare in partita nel terzo quarto un po' dopo l'abbiamo pagato. Credo davvero che bastava, forse non so se fosse stato sufficiente, però un canestro
nel momento del terzo quarto del recupero al -4, credo che sia stato -4 o -3, non me lo ricordo, -3, sì. Un canestro in quel momento lì veramente avrebbe potuto girare la partita completamente, però purtroppo si chiama pallacanestro Ed ora Noventa di Piave che ha ospitato la seconda tappa del Giro Handbike. Unica tappa veneta, quella del Giro Handbike di Noventa di Piave, che non ha deluso le aspettative e offerto spettacoli in una giornata di sport e inclusione. L'evento ha segnato un ritorno atteso dopo 2 anni di assenza dalla regione, offrendo al pubblico emozionanti gare ad alto livello. È una giornata di sport e una giornata anche di sociale. Siamo comune attivo, questo riconoscimento ce l'ha dato la Regione Veneto per tutti gli eventi che facciamo, anche legati appunto al sociale, alla solidarietà, al star bene, al vivere in maniera equilibrata e sana, e questa è una delle manifestazioni che fa parte della giornata della salute che proprio come comune stiamo organizzando da 2 mesi. Corsa su un circuito di circa 5 km, la tappa ha visto una notevole affluenza di pubblico e un'ottima organizzazione grazie al contributo dei volontari. Il sindaco evidenzia l'importanza del progetto, un evento fortemente voluto dal comune che riflette sui temi del sociale e della solidarietà. Alla base l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un'estate piena di iniziative che parte appunto in questi giorni nel mese di aprile e maggio, e lasciatemi ringraziare chi permette tutto questo, che è il nostro staff, gli amministratori e tutti, ma soprattutto i volontari. 70 volontari che sono nelle nostre strade in paese per fare in modo che questa manifestazione avvenga in sicurezza, e le stesse associazioni poi organizzeranno tutti gli altri eventi. Quindi da sindaco mi sento molto fortunato di avere un paese così attivo. La prossima tappa del Giro Handbike è in programma il 1° giugno a Basiglia, in provincia di Milano. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione del Telegiornale di Venezia. Grazie per averci seguito, arrivederci.